Annuncio a sorpresa del trevigiano David Borrelli, uno degli uomini più vicini a Davide Casaleggio, lascia il Movimento 5 Stelle, motivi di salute, la spiegazione ufficiale, ma nessuno sapeva nulla. Il sindaco di Treviso e la sua giunta presentano il bilancio amministrativo, 500 interventi tra centro e quartieri, una squadra cresciuta e capace di imparare dai propri errori. Autonomia si avvicina alla firma dell'accordo, il governo ha presentato una nuova bozza che recepisce le richieste di Veneto e Lombardia. All'ospedale le dicono che ha un tendine rotto e deve essere operata, ma per l'intervento la lista d'attesa è di un anno, l'appello, lo dico d'antenna, di una donna di Villorba. Abitazione svaligiata a Vittorio Veneto, grazie alle immagini delle telecamere i carabinieri risalgono a una 18enne nomade. Nella sua casa rinvenuti anche altri gioielli rubati. La storia di un padre di Preganziola che ha visto la sua famiglia distrutta dalla droga di cui era schiavo il figlio, da stimato professionista a padre disperato. 19 carri nell'attesa sfilata del Martedì Grasso con percorso rinnovato, festa, colori e musica per 20.000 persone, scherzo alla giuria che va in Piazza dei Signori anziché nel nuovo palco in Piazza Vittoria. E buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale di Treviso. Avete sentito, cominciamo dal nuovo caso, tutto all'interno del Movimento 5 Stelle, una bomba, l'annuncio questa mattina di David Borrelli, ricorderete il primissimo, un ortodosso del Movimento 5 Stelle, molto vicino non solo a Davide Casaleggio ma anche a Beppe Grillo, il primo consigliere comunale d'Italia, lascia il movimento. Nessuno sapeva nulla, non c'è una spiegazione, avviene in questo momento in cui si parla molto dei rimborsi, non si dimette da parlamentare ma cambia il gruppo, per ora poche spiegazioni. Un nuovo fulmine a ciel sereno per il Movimento 5 Stelle, l'europarlamentare trevigiano David Borrelli, grillino della prima ora tra i fondatori dell'associazione Rousseau, vicinissimo a Davide Casaleggio, ha lasciato il movimento passando a Bruxelles al gruppo dei non iscritti. A comunicarlo con una nota ufficiale la capodelegazione grillina al Parlamento europeo Laura Agea, che parla di una scelta sofferta ma obbligata da motivi di salute. Di fatto, secondo la comunicazione, Borrelli non lascia l'incarico di eurodeputato ma soltanto il movimento. Lui che solo una settimana fa sulla stampa aveva avuto parole dure contro il diktat interno ai candidati di andare in cerca di nefandezze per screditare gli avversari, decisione che lascia interdetti non solo perché i 5 Stelle perdono un fedelissimo, Borrelli nel 2008 era stato il primo consigliere comunale eletto in Italia per il movimento, ma anche perché l'annuncio arriva in pieno scandalo dei rimborsi e chiedere spiegazioni al diretto interessato è un'impresa, il telefono risulta staccato da stamattina. Prima consigliere comunale a Treviso, critico con l'amministrazione leghista. Sono i sistemi a cui siamo abituati, no? Il togliere le panchine, il mettere le cancellate, lo spostare il problema da un lato all'altro della città. Forse è il caso di cominciare a porsi delle domande, chiedersi magari qualche perché, cercare forse qualche altra soluzione, magari più intelligente. Poi nel 2010 candidato alla presidenza del Veneto e infine nel 2014 eletto eurodeputato, fortemente convinto dell'importanza dell'impegno dei cittadini in politica senza filtri, così diceva nel 2012. Noi siamo un'altra cosa, siamo qualcosa di diverso, siamo i cittadini che entrano nelle istituzioni in maniera diretta. Altrettanto pronto a ritornare alla vita di sempre. Le persone devono prestarsi alla politica, fare 5 anni, regalare il proprio tempo per 5 anni a un'istituzione e poi tornare a fare il proprio lavoro. Poi la carriera politica, l'imbarazzo l'autunno scorso per l'incarico all'Europarlamento alla fidanzata nello staff di un'altra grillina con successiva rinuncia al contratto. Ora la decisione di lasciare il movimento che lascia interdetti per primi proprio i compagni di partito. Scopriremo di più nelle prossime ore. Intanto torniamo a Treviso, in stesura il rendiconto dell'amministrazione Manildo, un bilancio di oltre 500 interventi nei quartieri che il sindaco si appresta a presentare ai cittadini, promuovendo il lavoro della sua squadra, dicendo di sé: ho fatto il mio meglio.
Oltre 500 interventi messi in atto tra il centro storico e i quartieri nell'arco dei 5 anni. Andrà in Consiglio Comunale il prossimo 22 febbraio il rendiconto di fine mandato dell'amministrazione Manildo. Interventi descritti impieghevoli, dedicati alle diverse aree del territorio e dal 23 febbraio nel sito web del Comune. E molti altri la sua squadra vorrebbe realizzarne. I soldi adesso ci sono, dice il sindaco, quel che occorre è il tempo. Noi abbiamo avuto il finanziamento al bando periferie, oltre 14 milioni di euro, dei bandi autorità urbana oltre 5 milioni di euro apportati, c'è stata l'offerta pubblica d'acquisto di Save che ha portato nuove risorse, quindi il tempo per poter investire queste risorse è un tempo importante, quindi vogliamo giocare un secondo tempo con la consapevolezza anche di sapere dove allocare queste risorse. Con la dote degli oltre 500 interventi, dal 28 febbraio Manildo si presenterà ai cittadini nei 7 incontri programmati nei quartieri. Più che critiche mi aspetto che ci sia la rappresentazione dei propri interessi e delle cose che secondo i cittadini sono importanti che vengano fatte, quindi mi aspetto un dialogo costruttivo e ho voglia di incominciare questo giro e questo rendiconto amministrativo in mezzo alle persone, in mezzo ai trevigiani. Manildo promuove la sua giunta che arriva a fine mandato senza cambi in corsa. Sono fiero e contento del lavoro della mia squadra, una squadra che ha saputo imparare dai propri errori e diventare più forte e migliore di come aveva iniziato. Penso che questa sia stata un'esperienza umana e anche di servizio pubblico importante per tutti. Li ringrazio per il lavoro che hanno fatto e per come l'hanno fatto. Le chiederei di darsi un voto, ma so che non lo farebbe. Si dia un giudizio. Ma ho fatto del mio meglio e questo penso che sia la cosa importante. Ora l'autonomia, si avvicina la firma dell'accordo, il governo ha presentato, lo sapete, una nuova bozza che recepisce di fatto quanto richiesto soprattutto da Veneto e Lombardia. Vediamo. Autonomia del Veneto, la firma dell'accordo con il governo che nei giorni scorsi sembrava allontanarsi, pare aver avuto nelle ultime ore un'insperata accelerazione. Ieri infatti è stata presentata a Veneto e Lombardia, le due regioni del nord che lo scorso 22 ottobre hanno votato referendum, una nuova bozza di intesa che va incontro a quelle che sono le richieste di Zaia e Maroni. In particolare dal nuovo testo della bozza di intesa sarebbe stato eliminato il criterio della spesa storica, inserito invece nel primo documento come base per il trasferimento delle risorse dallo Stato alla Regione, un criterio inaccettabile per il Veneto perché prevede il trasferimento alla Regione della stessa cifra spesa per quel capitolo l'anno precedente, un criterio che va a penalizzare quindi chi è virtuoso ed ha speso meno razionalizzando le risorse rispetto invece a chi per sprechi o inefficienze ha speso di più. Ebbene, il nuovo testo avrebbe sostituito alla spesa storica il criterio del costo standard, assai più gradito alle regioni virtuose come appunto il Veneto. Questo parametro prevede il trasferimento dallo Stato delle risorse per un servizio calcolate in base alle migliori condizioni di efficienza ed appropriatezza. Ecco dunque che sulla base di queste modifiche la nuova bozza d'accordo sull'autonomia potrebbe essere firmata a breve, come annunciato ieri a Milano dal governatore Zaia ad un incontro elettorale con Maroni e Toti. Ci hanno proposto una bozza di preaccordo che abbiamo, tra virgolette, contestato, abbiamo osservato. Se ne hanno riproposta un'altra nelle ultime ore che sembra che sia molto più in linea con quello che chiediamo. Io spero si riesca a firmare, cioè questa è la nostra idea. E poi continuiamo il nostro giro per conoscere movimenti e candidati alle prossime elezioni del 4 marzo. Torna dopo 26 anni il Partito Repubblicano. Il primo punto del programma è la riduzione della spesa pubblica, unica vera strada per poter allentare la pressione fiscale. Torna a ripresentarsi alle elezioni politiche dopo 26 anni il Partito Repubblicano, l'unico tra quelli alle urne il 4 marzo che fu presente all'Assemblea Costituente. Determinante l'aiuto per la raccolta delle firme previste dalla legge di Alleanza Liberal Popolare di Denis Verdini. L'obiettivo è quello di rafforzare la crescita economica e dell'occupazione, quindi sicuramente dovremmo batterci per attuare e anzi rafforzare la strategia Industria 4.0 che è una delle leve che in questo momento stanno consentendo all'economia italiana e in particolare l'impresa manufatturiera di riprendersi. Zanin, manager di Marcon, il veneziano, è candidato per i repubblicani nel collegio di Treviso e accoglie senza esitazioni l'impegno che la nostra emittente chiede in caso di elezione a favore dell'autonomia del Veneto.
Veneto. Sottoscriviamo sicuramente questo appello, molti di noi in occasione dell'ultimo referendum consultivo hanno votato sì, quindi i repubblicani sono in grandissima parte autonomisti in favore di un rafforzamento dell'autonomia regionale. Per Repubblicani e Alleanza Liberal Popolare il numero delle regioni andrebbe anzi ridotto e andrebbe previsto l'accorpamento dei piccoli comuni. Siamo favorevoli ad un rafforzamento dell'autonomia proprio per rendere più semplice la vita dei cittadini. Furti nelle case, Vittorio Veneto, denunciata una 18enne nomade. A soli 18 anni sembra avere già alle spalle una carriera ben avviata di furti nelle case. La ragazza, una nomade residente a Vittorio Veneto ma originaria di Trento, è stata denunciata dai carabinieri per ricettazione. L'indagine è partita dopo il furto messo a segno mercoledì scorso in una casa di via Mezzavilla a Vittorio. Qualcuno era entrato nell'abitazione rubando tutti i gioielli della famiglia. I carabinieri di Vittorio Veneto, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono arrivati ad identificare la giovane nomade. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti i preziosi rubati in via Mezzavilla, ma anche molti altri oggetti in oro per un valore complessivo di circa 4.000 euro. Gioielli che erano stati rubati nel corso di altri furti messi a segno sempre nel vittoriese nell'ultimo periodo. La 18enne è stata quindi denunciata per ricettazione assieme al convivente, un 24enne nomade con precedenti. Il Tribunale di Treviso, questa mattina nel Tribunale di Treviso l'udienza preliminare, il processo a carico del riconfermato presidente della Proloco di Refrontolo, Walter Scapol, 54 anni, e di altri 3 imputati, 3 professionisti chiamati a rispondere della tragedia del Molinetto il 2 agosto del 2014, in cui morirono, lo ricorderete, 4 partecipanti alla festa degli Omi. Omicidio colposo, plurimo e lesioni. Le accuse a processo l'allora responsabile dell'ufficio tecnico di Refrontolo, il responsabile dello studio che elaborò il PAT e un geologo. Il GIP Angelo Mascolo ha chiesto al PM la riformulazione del capo di imputazione, ritenendo necessario un approfondimento sul nesso di causa tra il mancato inserimento nel PAT comunale della zona di esondazione del torrente Lierza e quello che poi si è verificato quella tragica notte. Il PM ha quindi chiesto il rinvio dell'udienza. E ora il dramma di un padre che ha perso tutto per cercare di salvare il figlio caduto nel tunnel della dipendenza dalla droga. Io ho avuto un figlio che è caduto nelle sostanze e pur di salvarlo, che non andasse a finire male, mi sono giocato tutto. La storia di Gianni Zuvinati è quella di un padre che si è rovinato per cercare di salvare il figlio entrato nel tunnel della droga. Purtroppo non c'è riuscito e la sua vita è precipitata con una serie di drammi. Ha dovuto chiudere il suo studio di odontotecnico, ha perso la moglie che non ha retto alla situazione. Mio figlio purtroppo, quando si è reso conto dei danni che ha fatto, il 23 di novembre si è suicidato, quindi oltre alla disperazione di aver perso il figlio, anche la disperazione di abbiamo, perché c'è anche l'altro mio figlio che mi sta dando una mano con tutte le sue forze. Nonostante tutto, Gianni stava cercando di risollevarsi, ma ora un improvviso malore che l'ha portato al ricovero sta mettendo tutto nuovamente in discussione. Io voglio ripartire assolutamente, mi si è presentata un'occasione veramente valida. Sto cercando di portarla avanti, ormai c'ero, e purtroppo invece il fisico mi ha... Vuole solo poter riprendere la sua attività, Gianni, e per questo, quest'uomo che tanto ha dovuto soffrire nella vita, torna a chiedere aiuto. Non lasciatemi solo, aiutatemi a rimettermi in piedi. In una osta del Tribunale di Treviso al concordato preventivo in continuità per Sile Caldaie, storica azienda di termotecnica di Casiera, a rischio fallimento. La decisione del Tribunale consente di andare avanti sulla strada della ristrutturazione come concordato con i sindacati a novembre. Il piano industriale prevede una revisione del modello di business. La produzione si concentrerà su una gamma di caldaie a gas di alta qualità dedicata al privato e all'azienda, prodotto interamente in Italia, oltre al pieno utilizzo di tecnologie
di carpenteria e saldatura già presenti nell'insediamento trevigiano. L'udienza per l'approvazione del concordato da parte dei creditori è prevista per il prossimo giugno. Il suo tendine è da operare, torni tra un anno. Questo si è sentito dire una signora di Villorba dai medici dell'ULSS 2, per questo ha deciso di rivolgersi ad Antena 3 e raccontarci quanto accaduto. Il mio problema è che ho un tendine rotto e ho fatto le visite, ho fatto tutti gli accertamenti, sono andata a Oderzo. E l'ultima visita con risonanza mi ha detto signora sì, è da operare, però abbia pazienza che vuole un anno di tempo. Un anno di attesa per essere operata alla spalla, un anno con dolori che le impediscono di svolgere i lavori domestici. La signora Faustina di Villorba ha deciso di chiamare la nostra emittente per segnalare il disagio e capire come mai il tempo da aspettare sia così lungo, anche perché nell'attesa la soluzione che le è stata prospettata dai medici è una sola. Antidolorifici, però non mi pare il caso di un anno di antidolorifici. La soluzione potrebbe essere quella di andare ad operarsi in qualche altra struttura, fuori provincia o regione, ma Faustina non vuole pesare sui figli che dovrebbero accompagnarla ed assisterla. Tanti mi consigliano di andare da qualche altra parte, di andare lontano e non ho nessuna idea perché penso che i medici anche qua siano bravi e così volevo sapere come mai un tempo così lungo. E proprio grazie invece all'intervento delle nostre telecamere, dopo la segnalazione di alcuni residenti, abbiamo aiutato gli abitanti di una via di Porcellengo di Paese a trovare finalmente un po' di serenità. Avevamo via Sovernigo a Porcellengo che porta via Trieste, che sono 3 mesi che avevamo le luci. Certe, non tutte, 4-5 luci che non funziona. Via Sovernigo, la strada che collega Paese a Porcellengo. La scorsa settimana Danila Severin e la figlia avevano chiamato Antena 3 perché da mesi alcuni punti luce della strada non funzionavano e la scarsa visibilità metteva a rischio in particolare ciclisti e pedoni. Un problema che durava da mesi e che rimaneva lettera morta in comune. Ti ha paura perché tutto buio, tutto scuro, non so, mi va bene, è normale. Come cittadina che paga i tassi, vorrei un po' di quel che si chiama o no? Basta, mi vuoi stufare che siamo altri? Le nostre telecamere hanno raccontato il disagio di Danila, della figlia e degli altri residenti, fino a che il telefono della nostra redazione è squillato ieri con una buona notizia. Beh, voglio dire, grazie Antena 3, che dopo 3 giorni la ripristina tutto. Insomma, punti luce di nuovo operativi lungo la strada, segnalazione raccolta e fatta propria da chi di dovere. Un sospiro di sollievo per Danila e la consapevolezza di aver dato una mano a chi ne aveva bisogno. Devo ringraziarvi tanto e vi ho fatto tanto onore fora. Grazie di nuovo, grazie mille a tutti voi. Quindi il terzo giorno portiamo la luce. Allora, adesso vi ricordiamo come contattare Antena 3, redazione @antena3.it, questi sono poi i numeri di telefono, lo vedete, il fisso della redazione è 0422 023 0898, poi anche l'SMS qui, WhatsApp, potete sfruttare il numero anche per inviare già foto o video delle vostre segnalazioni, 351 1755 340. Ci fermiamo pochi secondi e poi le immagini e la festa del Carnevale a Treviso. Torniamo in diretta all'informazione di Antena 3 con il telegiornale di Treviso, come promesso dunque la sfilata dei carri per l'ultimo di Carnevale, percorso cambiato rispetto al solito a causa dei lavori in corso in Piazza Duomo, la sfilata ha seguito quello più collaudato già al tempo della durata degli Alpini, sia per sicurezza che per migliore distribuzione degli spettatori potrebbe diventare dunque il percorso definitivo. Tra gli scherzi, terribile quello fatto ai giurati. A Carnevale ogni scherzo vale, dice un vecchio adagio, anche se di mezzo ci va la giuria della sfilata dei carri a Treviso.
Tra l'altro scherzo riuscito, visto che i convocati non sapevano che la fine del percorso non era più in Piazza dei Signori. Quanta gente è venuta qui a chiedervi dov'è la sfilata? Tanti, soprattutto quelli della giuria che non sapevano neanche dove era il palco. Scherzi a parte, esame superato per la carica dei 20.000 che hanno partecipato a Treviso alla sfilata dei carri, con il nuovo percorso e soprattutto un nuovo arrivo in Piazza Vittoria. Una festa quasi per tutti, a parte chi non ha prestato attenzione ai divieti con questi inevitabili risultati. Qualcuno si giustificherà parlando di cartelli appesi come questo. Presenza costante delle forze dell'ordine per un piano antiterrorismo puntuale ma discreto. Assemblamento carri in Piazza del Grano, inizio sfilata da Burchiellati, aperta dalle biciclette dell'abbraccio a sostegno della disabilità e un percorso che per evitare il cantiere di Piazza Duomo ha tagliato fuori Piazza dei Signori. Di certo le mura si sono dimostrate ancora una volta un'ottima postazione per assistere alla sfilata dei 18 carri arrivati da tutta la Marca, qualcuno in meno rispetto al passato. Rispetto invece alle precedenti edizioni, dove alcuni restringimenti mettevano a dura prova presenze e conducenti dei carri, i trevigiani in questo caso hanno potuto asseparsi lungo tutto il percorso fino a Piazza Vittoria, dove anche il sindaco Giovanni Manildo è arrivato aprendo la sfilata. Abbiamo garantito sicurezza e divertimento col nuovo percorso. Può essere che ci sia anche il prossimo anno lo stesso percorso? Beh, visto che è andato molto bene, ci confrontiamo con gli organizzatori, potrebbe anche essere. E allora vediamo, la sfilata non è finita qui, insomma, carri e figuranti in alcuni casi davvero particolari. Il sindaco ha detto che lei vincerà? Assolutamente, si vede dall'abbigliamento, secondo voi? Da assessore a viceré di Treviso almeno per un giorno. È accaduto anche questo alla sfilata di Carnevale in città. Consiglieri con i boccoli e tricorno e consigliere divine del cinema. Una Petra bianca. Sì, volevo un po' somigliare a Marilyn Monroe. Travestimenti per tutti e tutti con un motivo ben preciso come questo pirata. I pirati non ce ne sono in giro. Sì, molti, anzi, forse più di una volta. Legalizzati. Ma con la maschera o senza maschera i pirati? Ah, guarda, non hanno più nessun problema, sono scudati. Poi c'è chi ridendo forse corona un sogno nascosto. Quanto bello essere domati da una domatrice del genere. Assolutamente, sei tutta la vita. Chi vorrebbe domare veramente? Un po' tutti gli uomini, dai, andrebbero domati. Travestimenti anche per l'inevitabile confusione sessuale. Folletto? Folletto o folletta? Tutte e due. E chi trasforma in splendidi costumi lo spirito ecologista del riciclo, in questo caso di buste di plastica. È stata un'idea che ho avuto perché volevo fare una collezione, non potendola fare di stoffa l'ho fatta con la carta, inizialmente col giornale e poi successivamente abbiamo fatto col caffè. Poi c'è la satira a politici e amministratori, inevitabile quella per Cassugano. Ma lei è quello che suona sempre due volte? Sì, il pulsino, sì, a giunta comunale che portiamo qualcosa, cosa che porteo? Ma la lettere che dopo leggi davanti da Dio. Carri ricchi e carri poveri, come questo, manco a dirlo, dedicato alle banche venete svuotate. Banda Bassotti, soldi per tutti! Per ultimo il carro dei fantasmi, con immancabile riferimento ai parlamentari, troppo spesso entità nei territori dove vengono eletti. A Roma i fantasmi, se posso dirlo adesso, ce ne sono parecchi purtroppo. Chissà, speriamo se ne vadano. Ora una nuova iniziativa per i più giovani su M118 e provincia di Treviso, insieme per insegnare nelle scuole le tecniche di rianimazione cardiaca e l'utilizzo del defibrillatore. La cosa fondamentale è sapere riconoscere l'arresto cardiaco improvviso, chiamare immediatamente i soccorsi componendo il numero 118 per attivare rapidamente il soccorso ed altrettanto rapidamente cominciare ad eseguire la rianimazione cardiopolmonare, le compressioni toraciche in particolare. Saper riconoscere un arresto cardiaco, chiamare subito il 118, intervenire con prontezza. 3 azioni che possono essere determinanti nel salvare una vita e che è bene imparare fin da ragazzi. Per questo il SUEM di Treviso comincerà nei prossimi giorni un ciclo di corsi per gli studenti delle scuole medie, in collaborazione con l'ente di Sant'Artemio. Finalizzata all'insegnamento proprio nelle scuole, attualmente previsto nelle scuole medie, delle manovre di rianimazione cardiopolmonare.
Rianimazione possibile anche grazie all'utilizzo del defibrillatore, come quelli che l'ULSS 2 fornirà gratuitamente ai comuni dove si terranno i corsi, per essere utilizzati nel territorio. È importante crederci, perché sempre più è fondamentale avere persone formate all'utilizzo di questi defibrillatori che, come abbiamo capito, salvano la vita se si interviene in tempi molto ridotti. Castelfranco, Conegliano, Montebelluna e Vidor i comuni aderenti a questa prima fase del progetto. Seguiranno Oderzo, Valdobbiadene e un po' alla volta, è l'auspicio di tutti, anche gli altri comuni della Marca. Ci rivediamo tra pochissimo, perché come ogni sera c'è 20:10 sui temi di attualità della giornata. Ospiti Raffaele Baratto di Forza Italia e Stefano D'Intino Sante per una sinistra rivoluzionaria. È tutto per il telegiornale di Treviso, grazie per averci seguito. Adesso le previsioni meteo per le prossime ore. Buona serata. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Prosegue il bel tempo sulle nostre regioni grazie alla presenza dell'alta pressione, tanto sole ovunque, ma vediamo il dettaglio di mercoledì 14 febbraio. Sul Veneto la nostra grafica ci mostra che sarà una splendida giornata caratterizzata da un ampio soleggiamento. Su tutti i settori della nostra regione il cielo si presenterà quasi del tutto sereno e limpido. Temperature massime tra 4 e 8 gradi, valori minimi tra -5 e 0 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà una bellissima giornata all'insegna del sole. Su tutta la nostra regione il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, specie sui settori alpini. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 7 gradi, valori minimi oscillanti tra -4 e -2 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Alta pressione e dunque prosegue il tempo stabile anche sulla nostra regione, ampio soleggiamento ovunque con il cielo che si presenterà sereno su tutti i settori. Le temperature massime saranno comprese tra 7 e 9 gradi, minime sotto zero tra -3 e -2 gradi. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati da nord. Dal meteo è tutto, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.